Associazione Comunque Donne, consegnare una targa per la nostra meravigliosa Pina Nuovoli. Vi spiego perché. Qui siamo all'Hospice di Oristano, mentre il Pina 6 mesi fa finiva l'avventura su questa terra, l'Hospice veniva inaugurato. Appena abbiamo saputo che c'era bisogno di materassi antidecubito di un certo livello, insomma, abbiamo deciso di venire incontro all'Hospice e di fare una donazione. Siamo riusciti a fare questa donazione grazie ad una donazione che a nostra volta abbiamo ricevuto dal Reggimento Logistico Taurinense, comandato dal colonnello Giulio Arseni, che è il colonnello di Antonio Nuovoli, che è il fratello piccolo di Pina. Noi lo chiamiamo così, scusa Antonio. Sono due fratelli meravigliosi, Giampaolo e Antonio, e anche i cugini di Pina che sono qui stasera, Mauro e Nanni, con le cognate, Silvia e Maria. Pina è una persona meravigliosa, io ne parlerò solo al presente, ed è uno di quei casi in cui morire di cancro significa anche lasciare un'importante eredità. È una grandissima eredità d'amore che ci ha lasciato Pina, che noi raccogliamo con tutto l'amore che anche noi abbiamo. Lei è comunque sempre con noi nei lavori e nelle cose che facciamo come comunque donne, e ci accompagna, ci protegge e c'è. Noi continueremo a tenere i rapporti con la famiglia di Pina, non vi libererete di noi, mi dispiace per voi, e devo ringraziare loro che ci hanno permesso di poterle stare così vicini e anche coloro che stasera abbiamo invitato qui. Proprio per questo spirito di sorellanza e per il rapporto profondissimo che si è creato tra Pina e Susi, io vorrei che la targa di ringraziamento stasera la consegnasse, stiamo anche sbagliando, consegnasse Susi al fratello di Pina e ai suoi parenti. Antonio, questo è per la nostra Pina, grazie per tutto quello che avete fatto e grazie perché ci ha permesso di poter far soffrire di meno le persone che saranno qui all'Hospice e non vogliamo che possano avere dolori che purtroppo lei ha dovuto sopportare con grande pazienza e sempre pensando peraltro a noi e a far star bene noi, perché l'ultima cosa che Pina ha chiesto è stato che tu provvedessi a dar da mangiare a noi che eravamo lì ad assisterla, perché effettivamente il suo pensiero era far star bene noi.